Commissione Bilancio dell'Ars ha comunicato che è in arrivo l'accordo sulle variazioni di bilancio, prevedendo anche fondi per i comuni in dissesto. Già si sa che Catania probabilmente otterrà 8 milioni. Per Porto Empedocle invece... Ho già fatto al Presidente Musumeci, intanto abbiamo avuto interlocuzioni verbali in cui evidenziavo come non si possa discriminare la gente con riferimento ai diritti costituzionalmente garantiti come la retribuzione. Il presupposto di questa attribuzione a Catania è l'incapacità finanziaria di Catania di provvedere agli stipendi e alle retribuzioni degli impiegati e delle partecipate anche. Ma la stessa cosa si verifica a Porto Empedocle, quindi non si comprende come mai Catania venga presa in considerazione e Porto Empedocle no. Considerato che l'attribuzione di questi 8 milioni di euro grava sulla fiscalità generale, cioè significa che sono fondi che vengono attribuiti su cui noi paghiamo le tasse, quindi i cittadini empedoclini in una città che ha dichiarato con senso di responsabilità il dissesto pagano le tasse per dare gli stipendi ai dipendenti del comune di Catania. Ora è giusto che tutti prendano gli stipendi, però come li prendono a Catania si deve garantire la stessa cosa a tutti i comuni, non dico solo Porto Empedocle, che si trovano in analoghe condizioni. Questa quindi un'attribuzione così in favore di Catania senza per esempio tener conto del comune di Porto Empedocle sarebbe evidentemente in violazione del principio di uguaglianza, la legge è uguale per tutti. Io ho interpellato giustamente quelli della forza mia politica appartenenza al Movimento 5 Stelle che si stanno battendo come leoni anche per Porto Empedocle. Il problema è che quando uno è in minoranza, come dice un detto siciliano, cucumanna falliggi, in questo caso comanda il centrodestra, comanda il Presidente Musumeci. Io allora avevo fatto un appello, dico, a una persona che ritengo un galantuomo, di considerare anche i diritti e l'equità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini siciliani. Ecco, infatti parlando dei dipendenti del comune, già da un po' che sono in agitazione perché non percepiscono già da molti mesi lo stipendio. Nel caso in cui non dovesse rientrare la città di Porto Empedocle in questi fondi, come intende provvedere? Quali sono le prospettive? Allora, le prospettive sono che in realtà già ci sono delle assegnazioni di fondi regionali che speriamo arrivino al più presto e varie intese, varie interlocuzioni con vari enti. Io spero di poter dare loro, secondo quella che è la prospettiva, 2 mensilità. Faremo, penso, il mese di dicembre alla 13ª, resteranno fuori ottobre e novembre, sperando che appunto la regione si muova, perché poi sono adempimenti burocratici, quindi noi abbiamo assegnato le somme, sono state fatte i criteri di riparto eccetera. Evidentemente nel momento in cui arrivino, spero facciano prima possibile, noi provvederemo. È in previsione una Gorà, una manifestazione per parlare di quello che è stato compiuto, un tirare le somme dell'operato svolto finora. In 30 secondi vuole riassumerci appunto quello che è stato fatto durante questo periodo? È un po' difficile in 30 secondi, posso dire che appunto durante l'Agorà, che doveva essere fatta oggi, ma siccome ci ha chiamato il Presidente della Regione ci sarà un importante convegno sui rifiuti e i rifiuti sono un problema della nostra città, evidentemente andrò al convegno, quindi non posso tenere questa sera questa Agorà, è rinviata a lunedì. Abbiamo fatto tanto, ma 2 cose in particolare, ora che siamo, 2 o 3 cose voglio dire. Abbiamo dato mano finalmente ai lavori pubblici in questo paese, sbloccando i lavori del Lido Azzurro che sono in piena fase di attuazione. A breve cominceranno materialmente anche i lavori del porticciolo turistico che abbiamo consegnato ed è in fase avanzata di svolgimento la gara per assegnazione dell'appalto dei lavori dello stadio Collura. Cosa ne pensa della manifestazione che si terrà invece il 9 dicembre organizzata dalle forze di opposizione che erano l'opposizione quando lei si candidò? Ma in realtà questa manifestazione è un po' ambigua, non si capisce chi l'abbia organizzata, perché si parla un comitato cittadino, non siamo pecoroni, poi si dice, come dice lei, che dietro ci siano le forze di opposizione. Io non lo so, penso che ognuno abbia diritto di dire la sua, eventualmente di protestare contro qualcosa che non va. Evidentemente molto si gioca sul fatto che si lotta contro il degrado di questa città, come se è stato fatto passare il messaggio come se fosse anzi a sostegno dell'attività volta a salvare questa città che noi poniamo in essere da 2 anni a questa parte. In realtà forse il vero intento è di contarsi per vedere chi è contro l'amministrazione.